Magari il ginocchio mandavo le bottiglie. Siamo tutti devoti. Cittadini. Dove sta andando? Siamo tutti devoti. Cittadini. E tu 16 febbraio, ma non me la stici, ma non mi incidente appi. E con il cazzo mi tagliasti, e con un cuzzo mi parasti. Bottini che con una dome mi dicisti, quando gli incidenti mi salvasti. Ma poi, non mi ti voglio spiegare, e con 12 miei lucari. Sanno e Cristo si chiamava, e Pissanno e Cristo, la fanno chiamare in da casa di Dio. Siamo tutti devoti tutti. Ma guarda, io sono andai Luzza, i pazzi, la preghiera tu voglio fare, e i miei figli mi affrontare. Siamo tutti devoti tutti. Cittadini, tutti devoti tutti.
questa fase e avere coraggio a darsi i vantaggi di tempi umani, dando anche la forza e forse anche la violenza. Noi tante volte non vogliamo rischiare di portare la croce dietro Cristo, ma preferiremmo essere come San Pietro, che voleva essere lui a dire a Cristo cosa doveva fare, cioè cosa non doveva rischiare. Gesù Cristo invece propone al suo discepolo un progetto di vita diverso e rischioso. La vita si salva aprendosi a Dio, all'amore del prossimo e all'onesto. Gesù dice che la croce bisogna portarla ogni giorno. Il rischio di essere cristiani non è un abito per i giorni di festa, ma è un impegno quotidiano, come la tuta da lavoro o il grembiule della casalinga, che ben più dei giorni di festa. Catania ha bisogno di uomini e donne che come Sant'Agata sappiano portare la croce della loro responsabilità, che corrano il rischio di essere cristiani tutti i giorni e in tutti i luoghi di questa città. C'è tanta gente che porta la propria croce in silenzio e dignitosamente. Sono i santi della porta accanto. Voglio signora. Portano la croce quelli che hanno un lavoro precario, che dalla mattina alla sera, forse anche portando a casa un stipendio umano, aspettano integra la loro dignità, rinunciano che non cedono al ricatto di un guadagno umano. Portano la croce con dignità, coloro che soffrono perché hanno una persona malata nella loro famiglia, che se ne prendono per un giorno di pausa, come la cosa più normale del mondo, perché è normale amare e non trascurare.
Prima di su, cioè siamo out, io stai dai. Cari devoti, Sant'Agata non era solo discepola di Gesù, era discepola anche della madre sua, di Maria. Tra loro donne forse si capivano di più, capivano quanto amore aveva bisogno l'umanità e come per salvare, per aiutare l'umanità, la vita, il mondo degli altri, bisogna amare con un cuore grande, come il cuore di una madre e come il cuore di Cristo. Chissà quante volte Agata nella sua vita si sarà rivolta alla madre di Gesù, a Maria, con delle preghiere o ricordando le parole del Vangelo dell'angelo rivolte a Maria, parole che poi la tradizione della Chiesa ha trasformato in una preghiera, la quella che è necessaria per la nostra vita. Perché penso che tu vieni Abbiamo meditato avanti di dicono, vieni da me. Ma tu, non passi. la preghiera del rosario pericoloso ci aiuta a sperare, ad aprire il cuore, a non fermarci nelle difficoltà. Preghiamo Maria perché ci dia uno sguardo di risurrezione in ogni circostanza della vita. Padre nostro che sei nei cieli, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre, Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il
frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per Tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O eroina del cielo, Agata Bella, Espressi a fiori, provincia stella. Attenzione! Attenzione! Malattie del corpo, perché possano sentire la consolazione e l'aiuto del Signore e di Maria Santissima. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Il Signore è con te. Benedetta tra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto. Dove ci stanno? L'andiamo a prendere per mangiare.